Bentornati a un nuovo appuntamento per le previsioni meteo. Giornata di lunedì contraddistinta da qualche episodio di nevischio fin sulle colline a 500 metri con qualche spolverata sopra i 1000 metri. Mattinata di martedì, quando il tempo è tornato stabile. Infatti, dopo l'impulso molto debole, instabile che ha coinvolto lunedì il centro-nord, freddo e stabilità nella giornata di mercoledì, quando però si attiverà un impulso instabile giovedì da ovest, con l'arrivo però di correnti più miti nel corso del pomeriggio di giovedì, con qualche precipitazione anche localmente moderata su gran parte del centro-nord e soprattutto sul Veneto. Condizioni termiche leggermente sotto la media sussisteranno su gran parte della penisola, ma ecco lo sfondamento di correnti fredde artiche dalla serata di venerdì e soprattutto sabato, quando potrebbe formarsi un minimo sul mare Adriatico, portando comunque temperature in media col periodo, seppur in deciso calo nel corso del weekend. Ma andiamo a analizzare quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. La giornata di mercoledì sarà contraddistinta dall'arrivo di velature di nubi da ovest che saranno in progressivo aumento proprio per l'arrivo di questo impulso instabile. Infatti notiamo come le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso, pensate, fin sulle aree pianeggianti del nord-ovest. Infatti questa è la previsione nella nottata di giovedì, quando le precipitazioni potranno raggiungere nella fascia oraria compresa tra le 4 e le 7 del mattino gran parte delle aree delle alte pianure lombarde, ma anche sulle pedemontane, sulle prealpi venete assisteremo tra i 300 e 400 metri a delle nevicate. Senza accumuli al suolo, ovviamente potremmo avere pioggia mista a neve anche sul resto delle pianure, ma nulla da fare comunque per nevicate in pianura, saranno solamente coreografiche nel caso dovessero esservi. Ecco infatti come alle 6 del mattino potranno ancora sussistere delle nevicate, seppur comunque li segnaliamo deboli, sulle zone prealpine tra i 400 e i 600 metri di quota. Questo a favore appunto della depressione in rapido spostamento poi verso ovest. La depressione sarà in indebolimento, le precipitazioni potranno perdurare fino al primo pomeriggio sulle prealpi, poi in serata potranno riprendere proprio per una maggiore attività del vortice in discesa da nord-ovest. Le correnti saranno più miti, di conseguenza le nevicate si attesteranno sopra i 1800 metri. Da queste immagini invece notiamo come quando l'aria fredda artica riuscirà dalla serata di venerdì a scivolare verso il nord-est, quest'aria artica favorirà l'arrivo di nevicate sotto i 1000 metri dalle Dolomiti fin poi sulle prealpi dalla nottata di sabato, quando le condizioni meteo potranno tornare a migliorare, seppur con qualche residuo rovescio possibile. Nulla da fare quindi per precipitazioni nevose in pianura. Una ipotesi sussiste per il weekend, soprattutto nella giornata di sabato, ma ancora veramente con bassa probabilità. Intanto fino alla giornata di sabato vivremo un clima tipicamente invernale, con limite delle nevicate in abbassamento dopo la giornata di venerdì, contraddistinta da forte maltempo soprattutto sulle regioni del nord-est. Vi ricordiamo come sempre di rimanere aggiornati iscrivendovi al canale.